Eccoci qua con Giuseppe Fovero, anche oggi un 2-3 parate per negare la gioia, in questo caso del gol della bandiera agli avversari. Anche domenica scorsa hai fatto delle parate insomma, che hanno salvato la nostra porta, sei in forma smagliante, la squadra anche, oggi ha vinto 3-0, cosa dobbiamo dire? Ma dai, sicuramente come inizio sia di stagione in Coppa che in campionato possiamo dire niente, abbiamo ancora margine di miglioramento, l'abbiamo visto anche oggi perché comunque siamo partiti a razzo e tutto e abbiamo concretizzato le azioni che abbiamo creato, poi abbiamo gestito un po', a volte abbiamo rischiato un po' troppo, visto anche come avevamo incanalato la partita. Quindi ottimo risultato, benissimo tutto, però adesso dobbiamo anche migliorarci anche in queste fasi di interlocutorie. E che fatica sul 3-0 dopo 20 minuti mantenere la concentrazione, io sentivo che tutti sbracciavi, insomma cercavi anche di richiamare alla concentrazione, ma è difficile. Comunque c'è stata una buona prestazione lo stesso. E noi non riusciamo a capire mai chi scenderà in campo, la rosa è ampia, come la vivete questa cosa qua? Dai, la stiamo vivendo dal lunedì al venerdì bene, perché comunque abbiamo fuori bellissimi allenamenti intensi con una giusta dose di, chiamiamola, cattiveria a livello agonistico, quindi grosso rispetto tra di noi, grossa realtà, però allo stesso tempo ci giochiamo ogni allenamento il posto. E poi la domenica il mister ha delle scelte difficili da fare. Non lo sapete fino all'ultimo? Ah sì, fino all'ultimo si sa. Allora, ultima battuta, siccome adesso con i risultati di oggi sono rimaste due squadre a punteggio pieno, Portogruaro e Portomansuè, e guarda caso mercoledì si incontreranno. Portogruaro ha un risultato solo per passare il turno, la vittoria, mentre il Mansuè e Portomansuè, insomma, gli basta anche un pareggio. Ne avete parlato? Siete belli carichi, belli pronti? Ma dai, onestamente no, nel senso che non ne abbiamo parlato, avevamo in testa solo la partita di oggi, sappiamo che mercoledì ci sarà una partita fondamentale per il passaggio del turno, però siamo arrivati ad oggi con la testa al PDP. Un passo alla volta. Sì, un passo alla volta. Oggi anche perché a volte pensare alla tappa successiva senza pensare a quella attuale si rischia a volte di cappare. Ok, vuoi chiudere tu con una considerazione? Quello che vuoi. Dai, nessuna considerazione particolare, comunque a nome anche della squadra ringrazio tutti i tifosi che ci stanno seguendo e se sono ancora più numerosi ben venga. Bene, grazie Giuseppe. Grazie, buonasera.